Come dentro uno specchio, o appoggiati al davanzale che dà sulla strada, scorre davanti ai nostri occhi una qualsiasi domenica di quelle che viviamo. Una domenica come un'altra, in cui cerchiamo di dimenticare i cattivi pensieri, e lutti, e ingiustizie, e guerra, e povertà, che 6 giorni della settimana stanno di sentinella sul marciapiedi. Questa azione si svolge a Roma. Roma al di fuori di ogni rapporto con persone e cose realmente esistenti. Roma come Parigi, come Londra, come New York, come Mosca. Una città come un'altra, stretta intorno a una bandiera sportiva che porta un nome affidato a 11 uomini. Il nostro mondo, per 2 ore, si chiude tra gli spalti di uno stadio. Gomito a gomito con decine di migliaia di sconosciuti, malati della stessa febbre, delle nostre stesse debolezze e passioni. Ma non tutte le passioni nascono e si smarriscono in quelle sole 2 ore. È della cronaca che vi raccontiamo. Piccoli fatti umani quotidianamente visti e vissuti, che finiscono forse col rivestire di poesia la vostra e la nostra giornata. Voi e noi, dunque, dall'alba alla notte di una domenica. Ecco, Sor G, 30 avanti e 40 unità. Sì, va bene, grazie. Che mi dà il Grand Hotel? Ah, volete il Grand Hotel? Sì, il Grand Hotel, perché le dispiace. Chi è Carletto? Enzo. 200 messaggero. Oh, ci vediamo all'una, è aperto Nino e Maurizio. bene, ciao. 50. 50 con una partita come quella di oggi. Portami il supplemento, altri 50. E vabbè, ripasso fra mezz'ora. Ma che stai facendo? Volevo vedere se Tre gioca. 3 re e 4 papi. I giornali sono fatti per vendere, non per leggere. Vabbè. Ma che fai? Metti al popolo al posto dell'unità. Forza, Roma! Oggi il Napoli lo surclassiamo! Ma che se vedeva la partita? Anche perché dai i soldi miei alla Roma, mica Noi ce ne andiamo a fare una bella bevuta fuori porta. Se accendete la radio, il vino vannerà per traverso. Roma-Napoli, uno grosso così, e povera lotta! Mannaggia, questo mi sta sempre così. State bene. Che giorno gli faccio gli occhi così? Sta sempre scusato. Ciao Biancaneve. Signora Elvira, buongiorno. Oh, buongiorno Sora Gisella. Tutti bene? Ringraziami Dio. Borsa grande oggi, eh? Arrivano i parenti da Montefiascone. Chissà quanta buona roba vi porteranno dalla campagna. No, sapete com'è? Quando invitiamo noi non ci piace ringraziare nessuno perché quando state giù con il gatto delle cucine sono capace pure io. Ding dong, ding dong, ding. Su, coraggio, sveglia figliole, se no per l'uno il copione non è pronto, eh? E Mister Lee viene personalmente a prenderlo. Se poi il lavoro non è fatto, chi lo sente quello? Io poi vorrei sapere perché tutti i registi sono così fanatici. Andiamo, Marisa, su! Oh papà, quanto chiacchieri. Marisa, Marisa, guarda che ha telefonato Raimondo. Ah sì, che ha detto? Gliel'hai fatta, eh? Ah, non è vero, No. e allora io... No, allora io niente, alzati su, che il lavoro ci aspetta. Andiamo, coraggio, su, forza. Quando avevo la tua età io, andiamo, muoviti, avanti, sveglia. E anche la domenica. Sì, anche la domenica, sì, sta sfaticata che sei. Ecco il caffè. Oh, brava. Ve l'ho fatto proprio buono. Meno male, eh. Marcella. Beh, Il caffè. ma io niente. Ma quante volte lo vuoi prendere? Ma sono preso una tazzina piccola così, non preso, andiamo. Oh, non lo bere tutto, che ti fa male ai nervi. Lei è giovane. Ehi, tu, chi è il capo di casa qui? Che ridi, stupida? Ci siamo tutti? Lavoriamo perché io ci arrivi in autotreno e ci dobbiamo essere tutti quanti a ricevere. Andiamo! Un momento!
Gesù ci aspetta e non possiamo perdere tempo con queste fesserie. Andiamo! Andiamo a giocare! Signorina, Pronto? Siamo arrivate in questo momento. Sì, sto bene. E la bambina pure. E adesso veniamo subito a casa. Ecco, sì. Come dici? Faceva un tempo bellissimo. La bambina è stata sempre fuori. No, stai tranquillo. È andato tutto bene. La mamma ti saluta, il babbo, tutti quanti. Ti ho portato un cesto d'uova. E adesso poi ti dico tutto a voce, perché qui c'è gente che aspetta al telefono. Ecco, su. Scusi tanto, su, andiamo. Pronto? Pronto? Pensione Calamatta? L'avvocato Conti, per favore. Chi parla? L'avvocato Conti, per favore. L'avvocato Conti non c'è. Chi parla? Permette? Te vorrebbe sta sopra una nuvola, lassù che il cielo blu pare una tavola, se sta fra cielo e terra non si scivola, e la felicità sembra una favola, e vola, core vola, la 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 la, te vorrebbe sta Sandra! nuvola. La 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 la. Sandra! Ma che sei diventata sorda? Che c'è, papà? Cantano meglio quelle della radio? Ma manco la domenica se va a dormire. E che gli altri giorni in ufficio che fai? Non dormi sempre? Uffa! Gigetto, sveglia! Sveglia, Gigetto! Ma ti vuoi svegliare, sì o no? È presto per la scuola. Ma che scuola? Oggi è domenica. Domenica? Sergio, su, su! Io ho fame. Fame? Io ho preparato il bagno per tutti e due. Se non vi fate il bagno non mangiate. Il bagno? Io c'ho raffreddore. E te lo do io il raffreddore. No, il bagno! Prima! No, prima tu! E io non dico... Buongiorno, signora Gisella. Ciao, Sandra. Mamma, l'avete vista? Sta litigando col fruttarolo. Tornerà fra mezz'ora. E il signorino si è svegliato? E io che ne so? Sì, non lo sai te. Beh, arrivederci. Fammi annazzu, Arrivederci, signora Gisella. Ciao, ciao, Possibile che ti possa mai ferma? Ma quando mio padre vedrai, il signore io ti ho fatto delle lezioni che te le ricordi per tutta la vita. La mela più grossa me la mangio io. No, la più grossa io. Va bene, allora io mi piglio prima te perché io non la mamma. Aspettiamo, io lo dico a papà allora. Mamma, che ore sono? Alzati. Ma che ore sono? È l'ora che ti devi alzare. Su, che sono già le 9 passate. No. La domenica covi il letto come se gli altri giorni lavorassi. Papà dorme. Dovevo aspettare il tuo permesso dopo il turno di E notte. adesso come faccio? Come fai che? Per la partita non c'ho un soldo, gli amici mi vengono a E tu prendere. non ci vai, la partita. Sei ancora disoccupata e pensi alla partita.
Ma oggi c'è il Napoli e dobbiamo vincere. Per noi romanisti è un obbligo d'onore andarci. E poi la partita la domenica è un po' anche un modo di non pensare ai guai nostri. Papà, queste cose le capisci? Le capisce. Vecchio scemo. Tifoso anche lui come te. Tutto Lazio e Togliatti. Cosa fai adesso, sciagurato? Ci ho già guardato io, non c'è niente. Che non me lo ricordo, credi, quando tuo padre entrava in punta di piedi 20 anni addietro per metterti le caramelle sotto il cuscino mentre tu dormivi? Dove vai adesso? Non svegliarlo. Ah no, chi lo sveglia? Vado a pigliare la camicia buona. Fa piano, eh? Che va bene. Papà. Ah, fischi adesso? Fischia. Qui presto fischieremo tutti e tre invece di sederci a tavola se tu non trovi lavoro. Sai che ti dico, ma E senza che lo troverò. su! Ti chiamano. E mo che gli dico? La verità, che te vergogni? Uffa. Finalmente gliela fatta! Ma che dal miseria! Ciao! Allora partiva a mezzogiorno! Ah no, ma se no il viaggio a tram ci tocca farlo attaccare a troppo! Non ci vengo! Come? Ma che sei scemo che ci dici? Non posso! Ho capito, ma ci deve andare con lei e capirai che gusto! Ma se tu sapessi la ragazza come Sandra... Dai, Ma no, non ci vengo per niente! Non c'ho i soldi! Aspetta! A Luna, al capolinea! Ci vediamo stasera! Sì. Passo dal biliardo! Giorno a voi! Allora ce ne andiamo! Mi piace per la partita, ma... Ciao! A Giulio! Forza Roma! Addio! Sì, Forza Roma! Ciao! Ciao, Ti sei fatta il bagno? e tu non te lo fai? Oggi tocca a papà. Puoi uscire? Per poco, devo aiutare mamma. Alle 10, Va bene, al solito posto. va bene. Sandra, Che c'è? sei proprio bella. Signora Pieri, beh, che dice vostro marito della partita di oggi? Ho paura che soffrirà molto per la sua Roma. Certo che se c'era ancora lui in porta... Mi dà 5 gettoni. 5 gettoni. E li mettiamo in conto? Ma dovete aspettare. L'ascensore è salito in questo momento. Il mondo è fatto a scala, c'è chi scende e c'è chi sale. Ma come non c'è? Mi aveva detto di telefonare a quest'ora? Sì, proprio a quest'ora. E va bene. Per favore, prenda nota, è importante. Pieri. Bruno Pieri. Telefono 87 34 14. Ha segnato bene? Grazie. Scusi. Papà, ti piace? Papà, Sì, mi piace. ma tu non mi senti. Ti sento, continua. Credi che non t'abbia sentita? E tu? Come se non ci fossi, eh? Non ne posso più, sono già stanca all'inizio della giornata.
Andare al mercato la domenica mattina, francamente, Bruno, io... Lo so, ma col primo del mese riprenderemo la donna, stai sicura? Hai parlato con Monzello? Sì, proprio adesso stavo in albergo. E che t'ha detto? Ah, che tutto va bene, me l'ha promesso, no? Quando verrà a Roma combineremo senz'altro. Le riserve del Napoli hanno bisogno di un allenatore. Cercalo subito, allo stadio. Certo, ma di che hai paura? Sei ingiusta questa volta poi che sono andato io a umiliarmi, a chiedere. Umiliazione la chiami questa? Dopo tutto quello che hai dato allo sport, il tuo avvenire, non hanno saputo trovarti di meglio che un impiego a 50.000 lire. Maria. Dovremmo morire di fame. E pensare che ci siamo sposati con l'automobile. Le fotografie sui giornali. Parigi, Nizza d'estate. E ora? Basta, mamma, di suonare? Ma sì, basta, tanto non te lo potrai mai prendere quel diploma. Maria. Me l'hai comprato il corrierino? Sì. Tieni. Ecco, le prime 50 lire per cominciare la giornata. Parlano anche di te, mi ha detto il giornalaio. C'è un articolo sulle vecchie glorie. Vecchie glorie. Basta, Maria. Alla prima. E poi allenatore potevo diventarlo da un pezzo, lo sai bene. Ho rifiutato molte offerte per colpa tua. Già, offerte da squadre di Serie C. E io lasciavo Roma, mi confinavo in un paese di provincia. Non erano questi i sogni. Ma questa è la realtà, Maria. E basta, ti ripeto, basta. E poi Napoli non è un paese di provincia. E se il Napoli oggi perde, il posto te lo danno lo stesso? Già, purché la tua Roma vinca oggi, rinunceresti al posto. Ho dimenticato il pane. Un'altra volta su, giù. Vuoi che ci vada io? E dopo un po', la ragazza gli fa: commendato, lei sarà fortunata in amore, ma al gioco c'ha una iella. Signorina, no, questo non glielo permetto. La prego, mi lasci fare. Signorina, vuole andarsene o devo chiamare il direttore? Sei convinta finalmente? L'avvocato Conti non c'è, è fuori Roma. Gliel'ho già detto prima al telefono. La sua camera è chiusa a chiave. Beh, se ne vuole andare? O vorrebbe perquisire la camera? Che razza di modi, io... La smetta. Ah, dovrei anche smetterla? Senta, io... Dica all'avvocato Conti. È fuori Roma. Che devo parlargli. Assolutamente. Che non ripartirò da Roma senza vederlo. Telefono più tardi. Va bene, va bene. E adesso se ne vuole andare? Oh, finalmente. Grazie. Devo continuare? No, vai pure, ci vediamo domani. Va bene. E aspetta un momento. Pronto? Pronto, Cici? Dormivi ancora? Oh, mi dispiace. No, volevo soltanto dirti che sarà meglio rimandare l'appuntamento a dopo la partita. Da Rosati, a Piazza del Popolo. Sì, hai indovinato. È l'avventuretta di Salerno, che ritorna alla carica. Oh, mi farai diventare gelosa, Bob. No, il guaio è che noi donne siamo dei giocattoli nelle tue mani. Sì, da Rosati. Sì, Bobo, ciao. Oh. Eccomi qua. Ciao. Ciao. Beh, che
mi guardi a fare? C'è qualcosa che non va? Hai cambiato pettinatura? Io no. Tu mi trovi sempre cambiata. Se non ti piace più... Tutto a posto. Oggi sarà una bella domenica. 1000 lire, meno 10 nazionali. Andiamo alla partita e poi ci scappa anche il cinema. Niente partita. Ma che sei matta? Non posso allontanarmi. Vengono i parenti di Montefiascone e devo aiutare per il pranzo. E mandali al diavolo. È una parola. È gente che sta bene, dobbiamo tenercela cara. Ma a te che te ne importa? Proprio tu parli così. Io sì, perché? Ma guarda un po'. Da retta a me. Ah, dico cominciamo male. Cominciamo benissimo invece. Zio Clemente ha comprato un altro camioncino. E sai che significa questo? Che ha bisogno di un altro autista. Se tu ti presenti bene. Io? Certo, tu. Non ci devi andare alla partita. Ma ho dato appuntamento agli amici. E come si fa allo stadio senza gli amici? È mezzo divertimento perduto, pare tutto diverso. Ah, non ci andavi con me allora? Beh, ci andavamo tutti insieme. Ti ho detto che non ci vai. Senti, verso le 3, oggi mangiamo più tardi. Vieni a casa mia. Molto rispettoso, mi raccomando. Io ti presento a zio Clemente. E forse troverai finalmente il posto che cercavi. Ma... e la partita? Uffa, dobbiamo litigare proprio oggi. Dunque, te lo devo ricordare io che succede se trovi il lavoro. Brutto Beh, io torno a casa, mi accompagni? Al cinema poi ci andiamo. E qui al Preneste danno un film vecchio ma bello. La saga dei Forsite. C'è Greg Arso, Errol Flynn e Walter Piggio. Ti piace Greg Arso? Sì, è una brava attrice. Oh, mi raccomando, mettiti la cravatta bella, quella coi cani che t'ho regalata io quando viene a casa. Zio Clemente ci tiene. Senti, non si potrebbe fare una cosa? Io vengo da zio Clemente No. un momento, ma mi metto la T'ho cravatta... detto di no, devi venire a casa. E mi raccomando, cerca di riuscire simpatico. Sì, zio, c'hai sai? sempre ragione Dio, confida. Posso ritirare il vassoio? Mi dà un altro caffè, per favore. Lasci stare. Mi scusi. Proprio perché era un lavoro suo, sa, Mr. Lynch, no la domenica. Ah, non so proprio come ringraziare. Purtroppo era urgente. Ma se vuole che vi passi nel pomeriggio... No, per carità, cosa dice? Stia comodo, io ricevo tanto per dire. Del resto anche le mie figliole non vedono l'ora di sbrigarsi, perché la domenica pomeriggio una va al cinematografo a sognare e l'altra va a spasso col fidanzato. Ah, quello sarebbe il fidanzato. Lietissimo. How are you? Papà, abbiamo quasi finito. Io ho soltanto 6 cartelle. E io 5. Andiamo, basta, non perdete tempo, lavorate, su. Sicché, dottore, lei va alla partita, eh? Ma che niente pensa a un film sul calcio. No. No, perché sa, guardi, per esempio noi l'anno scorso abbiamo battuto un soggetto, una sceneggiatura. Come si chiamava lì quel regista per il quale abbiamo battuto quella sceneggiatura sul calcio? Quello che portava sempre gli stivaloni, come si chiama? Papà, ci fai sbrigare? Sbrigati. No, io vado alla partita come spettacolo. E lei ci va alla partita? Che io? No, non ci vado mai. Io me ne interesso perché gioco al Totocalcio. Sa, allora riempio le schedine con 1, 2, X, ma come viene, tanto non ne capisco niente. È vero? Veramente. Ne ha vinto qualche volta? No, mai. Ah, lui ha vinto una volta. Quanto hai vinto tu? 9.000 lire. Ah, ma... Non si scoraggi, caro Malesci. È proprio la gente come lei che quando vince milioni. Per l'amor di Dio, che me ne farei dei milioni? Non ho certe ambizioni. Guardi, glielo giuro sulla testa di queste figliole. Papà! Proprio non saprevo che farsene. No. Senta, dottore, oggi come oggi quello che io aspetto, sa, proprio come una manna dal cielo, sono 300.000 lire. Guardi, io ho 50 anni, ho la mia pensione al ministero. Perché lei non lo sa che io ho fatto 30 anni alla pubblica istruzione, eh? O me li sono visti passare tutti, sa. Da Benedetto Croce, lei lo sa che, no? A Bottai, poi fino a quello ultimo, quello che mi ha dato il ben servito. Beh, insomma, con 300.000 lire. Guardi, 500.000 proprio al massimo, eh? Quella lì mi finisce gli studi all'università e si sposa.
quest'altra trova marito. Se voglio me lo trovo lo Beh, stesso. va bene, io mi compro 2 macchine nuove, 2 dattilografi impiegate e chi è più felice di me della mia vecchia. No, già coi milioni comincerebbero le amarezze. Queste si monterebbero la testa subito. A me non succederebbe. Ma voi non sapete cos'è la vita? E con tutto questo, lei forse non ha mai visto una partita. Ah, no, davvero. E neanche sono di quelli scemi che stanno lì attaccati alla radio con l'orecchio a sentire i risultati. No. La mia partita la domenica pomeriggio è alle bocce. Al Pallaio, giù di Ponte Milvio. Ma perché non ci viene? Le potrebbe dare qualche idea, sa. Poi c'è un vinello. Buongiorno, dottore. Buongiorno, Un signora. bermuchino? Molto E perché piacere. no? Questa è per me? No, è per Raimondo. Raimondo. Grazie. Grazie, mamma. Grazie, mamma. Dottore, abbiamo quasi finito. Grazie. E si ricorda di portarci quella fotografia della Bergman con dedica che ci ha promesso? Eccola qua, la gioventù del giorno d'oggi. Il calcio, la Bergman, Rossellini, tutte quelle stupidaggini. Beh, del resto anche noi copiamo sceneggiature a macchina, quindi del cinema si vive. E del calcio si spera. Ah, 300.000 lire, $500.000 al massimo, non un centesimo di più, glielo giuro sulla testa di queste 2 creature. Che ho detto di male? Un complesso freudiano c'è. Trovi tu? Dicevo che il calcio, come spettacolo, è fine a se stesso, un narcisismo, è una cosa deleteria. Sì, è uno spettacolo che si inquadra in un determinato che a volte potrebbe essere, però, sai, criticamente non so. Se mi cercano non ci sono, non mi ha visto. Va bene, avvocato. Senti un momento. Ma che succede? Cerco l'avvocato Conti. Luigi Conti. Qui non si è visto. Ma c'è la sua macchina fuori. Che devo dirle? Viene sempre qui da strega, ma oggi non si è visto. Mi dà un gettone, per favore. 20 lire, il telefono è a pulsante. Mi avrà spiato. Mi avrà visto nella macchina. E adesso cosa faccio? Se avessi indovinato prima che tipo era la vedovella. Dammi le chiavi. Cosa vuoi farne? Dammi le chiavi della macchina, ti dico. Pronto? Pronto? Scusi, questa è la macchina dell'avvocato Conti. Sì, perché? Devo vederlo, è urgente. Devo parlargli. Dov'è? Oh, è andato via con un'altra macchina di amici e ha lasciato a me la sua. Ma lei lo vede dopo, forse alla partita. Lui ci va sempre. Sì, alla partita. Venga anche lei allo stadio. Allo stadio? Sì, ai distinti. E ora scusi. Grazie. Non c'è di che. Oggi la messa l'abbiamo detta svelta, reverendo? È una tua invenzione. Gioca il Napoli, siamo di partita. Hai sempre voglia di scherzare tu. Non capisco che gusto ci proviate. Su, va a spegnere candela, va. Maurizio! È il mambo, padre. Te la do io a te il mambo! Arriverei. Che se oggi il Napoli vince, li sparate pure voi, mortaretti! Forza Roma! Oh, madonna mia, aiutalo tu che vuoi. Poco dopo mezzogiorno la città appare quasi deserta. È come se prendesse respiro. Presto una folla ansiosa, vociante, si riverserà fuori in strada. Per favore, 5 minuti prima, su. Non si può. Facissimo sto per carità. Uffa! Voi di che partito siete? Di nuovo compesto, il posto fortuna della vostra squadra. Compratevi 300 di nuovo compesto. O distintivo da Roma, 50 lire, ma che come 5
35 lire. E Giancaretta di Roma Aperta, la porterò la volta in quadra. Voi siete napoletani? Ma perché ve ne dispiace? E vendete questa roba? Ah, ho capito. Questi sono fatti a Napoli. Ah, come non dire, come non dire. Salute, vai, Salute, ma c'è. E Giancaretta di Roma Aperta. Ecco l'aranciata. Bambola. Bambolo. Modellino. Vabbè, su, sbrighiamoci, muoviamo. Fate mettere i fiocchi che oggi dobbiamo fare una Come va la vendita dei biglietti? Mi raccomando, manteniamoci alti, Sariella mia bella, entraci tu. Giugiuccia bella. Come ci è parlante. Chi rappresenta? Questo è il dio dei portieri. E chi è San Pietro? Ma quale San Pietro? È Casari del Napoli. Vogliamo aprire? Apriamo, va. Silenzio, ragazzi! Non facci da Basta, mettiamo a cose serie. Ragazzi indietro. Poi, primo gruppo. Al. Secondo gruppo. È arrivato un gran squadrone e oggi noi è sempre stesso, fa una squadra, facimba messa. Un altro bicchiere? No, grazie, ci aspetta quello del Sorezzi alle Tre Fontane. Se mischiamo troppo ci fa male. E tu non esci, non vai a vedere perdere la tua Roma. Come avete detto? Che fio del genere che c'ho è romanino. Sì, però quest'anno in Serie B ci andate voi. Sì, ridete, ve ne accorgerete che vado. Non ti arrabbiare che in Serie B non ci andiamo né voi e né noi. E voi se la consorte cosa fate? Uscite? Posso stare tranquillo o devo essere geloso? Sarebbe ora, visto che la domenica te la squagli sempre. E mica sempre, tu domenica sì e una no. E io sto ai pazzi. Stai pazzo. E tu non esci? No, non esco. Ciao. Signora Bella, Arrivederci. Scusateci tanto se vi portiamo via Amleto, No, io cercavo buon Io mi divertimento. dispiace, questo non vede l'ora che io me ne vado. Beh, ti dispiace proprio tanto di non andare alla partita? Vabbè. Vuol dire che i soldi ti darò io, Grazie, ma ce l'ho. Me li ha dati papà. Oh, che lo posso. No, ma non ci vado lo stesso. E perché? Perché adesso non c'ho più voglia, Abbiamo cambiato idea, noi ce ne andiamo a fare una passeggiata col macinino di Pietro, ci vieni? No, andiamo, va. Che è successo? Abbiamo aspettato un'ora alla fermata del tram. Dai, che c'è la macchina di Pietro. Lasciate perdere, lo sa pure mamma. Non ci vengo alla partita. Come ci vieni? Ma che stai cominciando a mettere i piedi addosso da lei? E figuriamoci quando ti sei Ho sposato. capito, sì, salutami tanto la mogliera, ciao. Fotti, Però come ci stavi appresso a Sandra prima che ci fidanzassimo? Aggiunte preoccupare che la partita te la racconto. Seppe, te ci vuoi i tempi supplementari. Beh, andiamo, cammina. Ciao, Giulio. Ciao, Giulio. Ah, ecco qua le tagliatelle. Vai, ragazzi. No, io voglio pensare a Zio Clemente. E alla via Gemma. Grazie. Ci vado io. Al nonno.
grazie. Ma quante premure oggi? Che succede? A me? Niente. Beh, Sandri, scommetto che ti è piaciuta la notizia del camioncino nuovo, eh? Di che colore è? Di che colore è? Verde. E che ne so io? Poi che c'entra di che colore sarebbe? Lì è il motore che conta. Già. Di poco ho cambiato, ma vorresti piare per i fornelli, eh? Papà. Il signorino Giulio come sta? Sempre disoccupato, E sentite, zio. Ma non fa niente, portamelo questo giovenotto. Portamelo subito, io voglio dare una squadrata. Piuttosto la patente ce l'ha o l'ha avviata in affitto anche quella? Ma come? Se guidava la macchina del generale? Ah. Capitano. Ma che ne sai tu? Ma di che ti impicci? Sta zitto. Ma se ce l'ha detto lui. Niente, ma niente, portamelo, io voglio dare una squadrata. Vediamo un po' se ci si può pensare qualche cosa. Tutto può essere, non hai capito? Mangiate, zio Ma Clemente. no, perché io già sono satollo, figurati. No, mangiate, che vi vada in tutta aspetta. salute. Sì, così scoppia. Così scappia. Io vorrebbe vedere dove andrebbe a finire la tua ridicolissima ironia davanti a una tragedia simile. Guardate che rimarrete senza. Ma no, che ce ne sono tante di tagliatelle di là. Faustino, dagli No, a poca, via. Non ho fame. Ma pensa a mangiare, pensa. Questo ragazzo mi preoccupa. Va troppo spesso al cinematografo. Figuratevi che l'altra sera l'ho visto con quello svergognatella. Pensa, Elvira. Ve lo racconterò più tardi, quando non ci saranno più orecchie innocenti. Ma che ce l'ha con noi? Lasciala perdere. Che capisce quella? Beh, ti è piaciuto sto vinello? Se li mando io con le piasche di Trebbiano. A me mi sa che il ragù ragù mi è venuto scià. Ma no, può andare. No, facci piano, eh? Ma sei il primo. È il primo, che non ci vedo io. E risulta proprio un uomo un po' alcolico, sì. Alcolico? Lo sapete come lo chiamano gli amici? L'avvocato nebbia. Ma se non parlo mai. No, ma la nebbia la vedi sempre. Beato te che puoi vedere le cose un po' confuse. Senti, levalo con la ricotta dalla capoccia prima che ti caschi e te la mangi. Come ti permetti? Accidenti, come ti permetti? Cafone. Ha parlato la fata di Benevento. Ma questo è buono, te lo ammetti. Che valica! Sono piaciute le tagliatelle? Squisite. Ne vuoi altri due? No. A te ti sono piaciute? Ma se t'ho sposata apposta io. Ah, che gentilezza, mio marito è proprio il re della gentilezza, eh? Sandra, sì. vieni a mangiare. Eccomi, mamma. Ma che quando uno si innamora diventa proprio così scemo? Le donne sì, noi no. Ma guarda che ragazzini moderni! Volevo fare un brindisi. Mastica piano. Il caffè lo prendi fuori, non ce n'è più. Sì, lo prendo fuori. Senti Maria, ho pensato, perché non vieni anche tu allo stadio? Ci vieni? Quanto costa? 800 o 1000? No, io come socio pago 500, tu credo 800. Ce la facciamo. Non credo, questo mese il 27 è più lontano di sempre. Papà, lo sai che non mi ricordo proprio di averti visto giocare? Ero molto piccola. E chi è allora questa bella bambina con in mano i guanti da portiere di papà? Non era nata col suo papà? Ma io non mi riconosco. Beh, ormai sei grande, sei cresciuta. Ma tu sì che sei sempre lo stesso. È vero che è sempre lo stesso, papà? E invece no. È una vecchia gloria. Ecco che... Allora non ci vieni alla partita? No. La trasmettono alla radio. Credo è importante. Ma forse è meglio che non la senta. Se il Napoli perdesse... Beh, allora fatevi trovare pronte per le 6:15. Andremo al cinema. Ciao Renata. Maria. Ciao. Maria, dobbiamo sperare. Sono stanca di sperare soltanto. Mamma, che significa vecchia gloria? Scusi, va allo stadio questo. Ma che ha le capannelle? Ma è per lo stadio. Buonasera. Anche lei, signorina, va allo stadio. Qui va bene, i tram che vanno in giù. Grazie. Forse non è pratica, l'accompagno? Quante arie, chi sei? Alello, per sbrighi! Oh, andiamo! Non si suona. Ma allora siete laziali! Sì, perché? Andiamo? Possiamo andare, per favore? Facciamo tardi alla partita. Ci mandi via, sia buono.
Forza Lazio! Forza Lazio! Forza Ma Tonto Donati! E dai, e pedala! Ecco, è il momento più ineffabile della giornata sportiva. Consumato il pranzo alla garibaldina, la Fiumana si dirige verso lo stadio, se ne impossessa, lo anima e assorda nell'attesa. Vi porta intera la propria ingenuità e la propria allegria, le proprie rissose ragioni anche, e le proprie amarezze, facili a confondersi queste nel clamore collettivo. Se chiedevo una lira a mia madre, ma stavolta mi ammazzava. Oh, che spiloccio! Oh, mio padre ti disoccupato da un anno. Fa fortuna, vedrai che entri. Oh, e parla piano, c'è il metropolitano a cavallo, se ti sente. Voltiamo uno dei 3 biglietti e lo facciamo strappare al rovescio. Quando siamo su attacchiamo madre e figlia e te lo buttiamo dentro un fazzoletto. Vabbè, capito? Anni, mi dispiace. Sì, mi raccomando, guarda per ciao, ciao. Oh, la volevo piantare! Pieri! Ciao! Come vorrei vedere te in porta come una volta! Oggi sarebbe la tua giornata! Ah, lascia perdere! Memorie! Che modo è questo? Calma! State Arriverebbe, chi pregate? Io sono di Napoli! Giusto San Gennaro! Senti, si va alla partita o si va a caccia? Porco certo che un balletto alla casa del soldato a me mi piacerebbe molto, sai. Dai, piano. E tu che fai? Cosa fai? Vieni con noi? Ah, no, io preferisco il football. No, che grullo, il pallone. Vieni alla carica, dai. Andiamo, andiamo! Buongiorno, signorina. È la giornata. La giornata. Come va? Siamo qua. Mi lascia stare. Non mi faccia faccia Signorina, te ne vieni con me? Andiamo in giro. Ci ho fatto vedere a chi sia la fanteria. Permesso, il mio posto. Ah, guerrieri! In coda! Ma lasciami stare. Motti donna, no. Sai che non mi diverto alla partita. E io invece sì. Beh, ti assicuro, questa è l'ultima volta. E va bene, sarà l'ultima volta. Oh, scusi. Prego, i distinti. Non è mai entrata allo stadio? No. Dia a me, ci penso io. Beh, non ha detto che voleva entrare. Sì, ma... Dia a me i soldi, le faccio io il biglietto. Grazie. Finire, però sentite il fischio! Corriere dello sport, corriere! Ma dove sta? A Giulio! Quant'è 2 distinti? 1500, non sa legge! Ah. Per favore, si sbriga, ragione. Io lo faccio. Oh, non lo so, boh! A Giulio! Vedi, Ecco, l'hai visto? ma io dica, Anna e falloso! Andiamo a vedere, dai! Non ti preoccupare, vieni con me, cammini. Se le posso insegnare la strada, io ci vengo sempre ai distinti. Lei è molto gentile. Ma per carità, venga, se no lei rimane in piedi tutta la partita. Dottore, buongiorno. Buongiorno, dottore, scusi, sa, osegui, signorina. Buongiorno, dottore, ci perdoni. Osegui! Vederla, dottore. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Scherzano, sono vecchi compagni di scuola. Scherzano sempre. Venga, signorina, venga. Signora. Macchine, macchine, macchine. Dalla lussuosa fuoriserie alla sudata Topolino.
e moto e biciclette innumerevoli, adunata da ogni quartiere della città. Ma non c'è paura di furti. Anche i ladri, se ce ne fossero nelle vicinanze, dimenticherebbero la professione per il tifo sportivo. Senti sti ragazzini, e che roba, senti. E questo, guarda questo. Boh, sveglia! Buccio! Ma che busto? Qui stiamo a giocare a scopone! Ma proprio addosso a me! E andate di là! Ma questi sono diavoli, so! Coraggio i ragazzini, andate in cortina a giocare, vatevi dai piedi! Beh, la partita come va? Chi è che vince? Siamo in alto mare! Allora vi porto subito il caffè. Ma è urgente che questo ci va in catalessi qui! Vuoi che ti aiuti? No, per carità, non ti disturbare, faccio tutto da me. Vogliamo giocare? A chi tocca? Beh, dove sta questo fenomeno dotista, questo fattotume, quest'uomo ciclopetico? Dove sta? Che facciamo qui? Allora tocca a me. Ma no, non tocca a te, tocca a essa. Parli di me, vero? Ecco qua il caffè. No, meno male. L'ho fatto bello forte. Ma che forte, con questo ci vorrebbe l'estratto di paparoncino. E questa se n'è andata. Sì, ma torna subito. Vedrai che queste sono fave che non si cosciano. Fausti. Grazie, zia. Che prescia, vengo! Scusate, signora Gisella. Giulio? Non c'è. Non c'è? No. È andato a comprare le sigarette. Non è vero. Come non è vero? Ma che dico le bugie adesso io? Per lui sì, perché gli volete bene. E invece non si merita niente, è uno stupido, ecco che cos'è. Chi è qua? Dico, dobbiamo parlare sulla porta per far faccia a tutti. Andiamo, su, andiamo, via. Lasciatemi perdere. Un'occasione così. Quale occasione? Ma come? Giulio non vi aveva detto che doveva venire a casa mia a conoscere zio Clemente? Quello di Montefiascone che gli avrebbe dato un lavoro. Disgraziato, e lui va alla partita. Alla partita? Ma questa me la paga, eh? Questa gliela faccio pagare cara. Ma che poi stava lì che se stava a strugge. Allora io gli ho detto, beh, vace, ma non sapevo niente. Te giuro che non sapevo niente. Sandra! Quello è capace di tornare stanotte per la vergogna. E io devo farlo parlare con zio, per rimediare, per non rovinare tutto. Ma che vuoi fare? Che cosa voglio fare? Lo vado a pigliare per il collo. Scusate, ma Giulio con voi ha fatto troppo il figlio unico. Con me, se lo devo sposare, ragiona a modo mio. E se lui non ce lo sta? E voi che ne dite? Con le scarpe nuove, mo se te vede mamma. Avanti, che ti serve? Corri su, fatti dare 200 lire per me. Dille che trattenga zio Clemente finché io ritorno con Giulio, capito? Ma chi è mio? Non posso, non vedi che sei porco? Cammina, mi ci metto io. Ehi, quelle che si mette con lei non valgono, eh? E chi sei? E pensare che lì in mezzo c'è la tua vedovella. Piantala. Vuoi rovinarmi la partita? Caldo, eh? Posso aiutarla? Vuole che chiami il bibitaro? Prego. Siccome la vedo guardare, si è persa con qualcuno? Com'è vestita? È un uomo o una donna? Mi avevano detto ai distinti. Le hanno fatto uno scherzo. In mezzo a questa folla, ora poi che la partita è cominciata. Ma quanto dura la partita? Dica la verità, lei non ha mai visto una partita.
Almeno quello mi battirà! Non ti tornevate! Hai detto voi! San Gennaro, facci... Forza Napoli! San Gennaro! Napoli! Napoli! Roma! 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 Napoli! Napoli! Roma! 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 Dite quello che io avevo fatto! Hai visto? Forza Roma! Signora, si sente male. Le vado a prendere qualche cosa. Le faccio un cappello di carta? Bibidaro! Aghilotto! Vieni qua! Ma che razza l'arbitro? Sudivic era fuori gioco, sì, era fuori gioco! E poi abusate della divisa, E invece era proprio fuori gioco! Perché non si deve dire? Bene, arrivato Don Camillo! Grazie. Ma di che? Signora mia, nelle sue condizioni non sarei venuta alla partita. Di che si impiccia lei? Se lei è il marito. Ma che marito è marito? Stavo per segnare un'altra volta, ma attenzione, il Napoli ci ha anche dato Galli e l'arbitro non ci ha dato rigore! Sto via d'una cagna! Come? Sto via d'una cagna! L'arbitro! Chi? Ah, mo c'è una punizione a favore nostro, batte Bortoletto! Ah ragazzi, che barcarò! Beh, ma vero! Ani, stavo a Che fanno? Che succede? Dai! Ani, batte Bortoletto! La via Galli, Galli e Prorecca, non riesce, L'attacco della Roma è oggi particolarmente brillante. Nel primo tempo della partita esso ha già segnato 2 gol, al 30° con Sundqvist, al 45° con Bronet. Il Napoli è ora rabbiosamente proteso all'attacco, palla a Gramaglia, verso Madei. Carretto! E affacciate! Che avevo segnato! Attenta che scoppi! Carretto! Carretto! Povera signorina, l'hanno lasciata tutta sola, eh? Che devo dare un passaggio? Ce lo mettono pure a cavallo. Carletto! Dite qualcosa! A Carletto! Davvero lei conosce Salerno? Veramente le ho detto una bugia. So soltanto che la Salernitana gioca in Serie B. Ma lei non è di Salerno? No, mio marito. Ma non è una brutta città, sa. Il mare è bello. Certo è un po' provincia, un po' tagliata fuori dalla vita. Già. Ma ci si può fare l'abitudine. A tutto si fa l'abitudine. Che gioco si è fermato? Perché Galli era fuori gioco. Vede, quando... Che torniamo all'asilo infantile? Lei c'è mai stato almeno? Oh, cercarogna! Smettila, io vado via, insomma ogni volta vai via? la prego. Oh, meno male. Perché? Oh, volevo dire, meno male che ora la vedo sorridere sul serio. Agli altri ce li facciamo noi! Ti ringrazio, ma non te cannelle e fiori! L'abbiamo fatto! L'abbiamo fatto! Arriverebbe gli autogol! E me! Ah, vabbè, si cominciamo con i miracoli! Credi che ce la faranno a pareggiare? No, oggi la Roma ha ingranato, va forte. E fai quella faccia. Tu, io non ti capisco. Che ti dispiace? Ma lascia perdere. Allora non si è pentita di essere rimasta alla partita?
Al contrario, piuttosto mi dispiace per lei, perché non le ho fatto godere in pace la grande giornata della sua Roma. Oh, sa, la mia Roma. Ci si fa pigliare così dall'entusiasmo, ma poi non c'è niente di più triste che ritornare dalla partita. No, oggi per me è stata un'altra cosa. Non mi ricorderò di questa domenica perché la Roma ha vinto, ma perché ho fatto la sua conoscenza. Il magnifico gol di Jepson non ha accorciato granché l'incolmabile distanza che separa il Napoli dalla lanciatissima Roma. Ecco, in questo istante l'arbitro ha dato il segnale di chiusura. Risultato finale dunque, Roma 5, Napoli 2. Che dici c'ha sto somaro? A che? A portarsi a casa i 5 gol! Piuttosto pensando a portare giù all'autotreno. Ma che autotreno? Io vanno a San Napoli per sto potendo. Hai ragione, c'ha cammino, Giulio lo cerchiamo. Ma no, sta in buona compagnia. Esatto. Ma che amici siete? E piantala che Giulio verrà al biliardo. Ecco che Brunè, Chi è? John Sordo. Eccola, venite ragazzi. Ani che te sei perso! È bella, la vince il doppiaggio! Andiamo che ci andiamo a fare la partita noi con la palletta nuova. Da voi, te la regalo. Me frega sai della palletta nuova. De quant'è? De 100 o de 200? Hai visto, A bella pupa. Ma brutto scemo! Cerca sempre quella persona. Sì, ora è meglio salutarci. Se le aveva detto solo ai distinti è segno che non voleva farsi ritrovare. Mi scusi, mi sto comportando proprio come si dice da noi, da burino. No, Giulio, tutt'altro, ma quella persona ha la macchina. Io la riconosco. Stanno partendo da tanti posteggi qua attorno e sono migliaia. Senta, l'accompagna a Piazza del Popolo. Passano quasi tutti di là e allora... E poi c'è un bel caffè. Le dispiace se le dico una cosa? No? Vorrei salutarla diversamente. Non così, in mezzo alla gente della partita. Va bene, Giulio. Andiamo a quel caffè. Buongiorno, colonnello. Ah, Pieri, ciao. E Monzeglio? Monzeglio? Allora, quando vengo a Napoli? A Napoli. Perché la squadra riserve non ha più bisogno di un allenatore? Senti, Pieri, se portassimo la cosa in consiglio dopo la sconfitta di oggi, faremmo un buco nell'acqua, non ti pare? Ma io ci contavo. Ci contavo. Meglio rimandare la cosa, ne parleremo più in là. E fatti vivo, eh? Ciao. Buongiorno. questo è Pieri! Oddio, la felicità.
So benissimo che è un modo di dire. Io avevo detto felicità così, appunto per modo di dire. Io lo sono stata felice. Con mio marito. Un incidente con la corriera. Tutti feriti e lui solo. Ci eravamo sposati da 1 anno appena. Eravamo stati all'università insieme. Mi scusi, io... Ma no, lei è stato così gentile con me. Mi ricorderò più di quanto non creda delle sue parole e di come è riuscito a farmi interessare alla partita anche. Forse era proprio questo che mi ci voleva. Scuotermi e riuscire a parlare ad alta voce. Quando non si ha più fiducia nella vita. Ma lei è tanto giovane ancora, così fine, istruita, da rifarsela intera, di nuovo una vita. E poi, cosa posso averle insegnato io? Non scherziamo. Piuttosto vorrei che si restasse amici. Sì, amica mia e della mia ragazza. Ho la ragazza, naturalmente. Guardi, si chiama Sandra. Forse qui non è venuta molto bene. Ma è veramente bella. È un tipo. Se capitasse qui, mi caverebbe gli occhi. Gelosa? Beh, dice che dopo sposati le passerà. Davvero, se non le dispiace, io e Sandra l'aspetteremo. E allora vedrà Roma sul serio. Che è bella, sa. Come la sua squadra di calcio. E noi, mi scusi, ma non faremo come questi suoi amici romani, che non si sono fatti trovare, sapendo che lei arrivava. Aspetta, nasconditi. Corri alla macchina, penso io a pagare. Signora. Vada, la prego. Vada. Ma lei sta male. Posso accompagnarla? Dove vuole andare? Vorreste vincere? Avanti, non è il punto! Su, tira! Un momento, calma, un momento. Senti, 1, 2, 3, arrivo! Oh, porca miseria, ho dato il punto a loro. È la partita! Lo sapevo! Ma dica un po', ragioniere, che niente porta iena lei. Io? Sì. E chi lo sa? Oh, vabbè, ne paghiamo un'altra! No, basta, adesso andiamo a bere. E paghiamo noi! Lo credo io! Lo credo io! Oh, mica per niente, sai? Che lo so! Ma tu sei il padre eterno, tu non sbagli mai, sei la boccia mai A Bergamo, Atalanta batte Pro Patria 3-2. Chi ci poteva A pensare? Bologna, Udinese batte Bologna 3-1. Che settimana, milioni! Fiorentina e Lazio 0-0. Questo sì. A Milano. Lei acqua minerale? No. Vino. Ah già, ha vinto. Vabbè. Figurati. Milioni! Milioni! E hai i risultati? L'ho visto adesso la radio. Ma sono precisi? Aspetta che me li dai, Voglio vedere un po'. Avanti. 1x, 1, 2, 1x. Che corri? Io non ho capito niente. Andiamo, ripeti. Piano. 1x, 1. Oh, ce l'ho tutte e tre, 1x1, eccoli qua. Avanti. 2x, 1. 2x1. E che sei sordo? T'ha detto proprio adesso. 2x, 1. E ce n'ho 6 su 6. Ma dai, appresso. Guardi qui, No, lei no, ragioniere. Scusi, abbia pazienza, è meglio che lei non può. Ma avanti? Sì. 2x. Oddio. Che fai? Oh, così ce n'ho 9. Ce n'ho 9 su 9. Cosa? Il Seregno. Dov'è il Seregno? Deve essere in Sicilia. Ma no, dov'è? Voglio dire che ha fatto il Seregno. Ho vinto. X. 10! Oh, sta a vedere che ci scappano proprio le 300.000 lire. Che Dani alla radio l'ha detto adesso. Allora lo pareggio. 11! Totò, avessi vinto per caso un qualche milione. Ma sì, sei nominato gli altri due, altro che qualche. Sono decine. No, e che si beve? Tanto con 11 non ho vinto niente per ora. E poi a me basta 500.000, il resto ve lo regalo.
10.000 lire per codesta schedina? Povero Go. 10.000 lire. 300.000, eh? Lei me ne dà 300.000 e io glielo do subito. Ma dottore, non fa Sì. Fermi tutti! Paga il milionario! Milioni o non milioni, io gli altri risultati me li voglio sentire a casa mia con le mie orecchie. Scusate, ma... accompagno io, non si può mai Se sapere. permetti, vengo anch'io. Allora andiamo tu e venite. Io devo venire. Ragioniere, guardi, non se l'abbia male, per scaramanzia è meglio che lei non ci venga, Capisco. Casomai verrò dopo a fare le mie congratulazioni. Casomai, casomai. Offro io il tassino. Sì. Oh, ma dopo te ne ricordo. Oh, non cominciare a mettere le mani avanti, cammina, va. Terno secco, eh? Anzi, una cinquina. La fortuna con l'F maiuscola. Buonasera, Vincenzo. La signora è uscita. Uscita? Quando? Sarà una mezz'ora. 5 gol. 5 gol. Io dico che questa umiliazione... Non t'ha lasciato detto niente per me? Niente. La signora teneva una faccia scura scura come la vostra. Ha strillato pure la peccerella che volevi a paziente dei giardini. Io dico la Roma ha vinto. Vabbè. Oh, ma quando... Magari noi per dirmi a chi stiamo. So così, va. Il punto debole di questa squadra, come è noto, è l'attacco. Il risultato di parità in casa ha confermato ancora una volta questa verità. Concludendo il nostro panorama su tutti i campi nei quali si sono svolte partite del campionato di calcio di Serie A, dobbiamo dichiarare che Moro, portiere della Sampdoria, ha giocato oggi indubbiamente la più bella partita della sua carriera. Una prestazione entusiasmante che lo colloca sul piano dei migliori portieri, non soltanto italiani ma europei, di tutti i tempi. Da Zamora a Deprat, da Planicca a Pieri. Abbiamo trasmesso notizie sportive. Trasmettiamo ora un programma di musica sinfonica. A Livorno. Livorno e Alessandria 3-3. 12! Silenzio! E Genoa 1-1. Fortuna ci ha aiutati perché non abbiamo mai fatto male a nessuno noi. Lei è andata meglio di tutti, la moglie ricca da un giorno all'altro. E che ci vuol fare? Che sapevano il poverello? Silenzio! Silenzio! Parla il milionario! Un momento, mettiamo un giornale sul tavolo se no si sporca. Ma quanti credete che saranno? Mille, va! Stai a posto ormai. Dunque, per prima cosa, la macchina, Oh, ma non la macchina da scrivere, no, la macchina vera.
Poi una casa. È vero? Una casa. No, anzi, non la voglio la casa. Voglio una villa! Sì, una villa! Ecco, grande. Una villa grande col giardino? Sì, una villa col giardino. Io, però, continuerò a lavorare. No, non potrei. Sapete che faccio? Metterò su un circo e questo. Con i leoni. Allora, una grande azienda di trasporti internazionali. Con i cavalli normanni, va bene? Però prima io e te facciamo un bel giorno. Io e te soli, ce ne andiamo a Londra, andiamo a Parigi. In America? In America. No, in America no, perché c'è il mare a me. E poi io voglio vedere il lago Balaton. Questo affare del lago Balaton ce l'ho qui da quando ero piccolo così. Io voglio vedere il lago Balaton. Antonio! Io voglio... Ma è in Russia! Va bene. Permesso? Oh, caro Valli! Si può? Venga, Permesso? Valli. Si accomodi. Permesso? Comano. Permesso? Congratulazioni vivissime di tutto cuore. Grazie. Ma allora non è vero che porta ieri. Non è un 13. Appunto, Ma comunque... Cosa? Ma andiamo. No. Sono stato io al Totocalcio. Questi sono i risultati ufficiali. Guardi bene. A Roma nessun 13. Ma io l'ho fatto il 13, eccolo qui, che mi importa di questo? No. Come no? No. Ma come no? Ma il 12 c'è. Il 12. E sono circa 4 milioni. 4 milioni? Ma che sono oggi 4 milioni? Mi dica, ma cosa vuole che me ne faccia io di 4 milioni? Ma che è matto? 4 milioni? Che sono? Che sono? 4 milioni? Si è sempre detto che voleva vincere 300.000 lire. Ma che 100.000 lire? Lei è un ingenuo. Avevo vinto! Poi mi sento male. Io non li voglio, non li voglio, 4 milioni. Totò, ti arrangerai. Ma chi arrangerà? Lasciatelo stare! Lasciatelo in pace un momento! Andate via tutti, andate! È andata male, 4 milioni, ma che sono? Niente, io resto quello che sono sempre stato, lo stesso poveraccio. Come puoi dire questo, Antonio? Come puoi dire questo? Ciao Sandra, buonasera. Oh, sveglia! Papà! Che è successo? Che è successo? È giorno, anzi è notte! Aspettate 2 minuti, 2 minuti. No, assolutissimamente! Avanti, di qualcosa anche te. Ma che devo dire io? No, io me ne vado perché questo qui mi attacca il contagio e poi mi aspettate anche troppo! Anche Sandra sparire a quel modo. Faustino? Ah, eccola finalmente. L'hai trovato? No. Ma era una cosa capita che sarebbe finita così. Con sti giovanotti moderni non cerca pezzi manco le X per la sissa. Figlia mia, se tanto mi dà tanto, questo giovanotto è meglio che non te lo sposi. Ti farà solo soffrire. Ma di che vi impicciate? Questi sono fatti miei e non ci mette bocca nessuno. Nessuno, capito? Ma Sandra, per carità, ma sei impazzita? Lasciatemi in pace. Tutti! Sandra! Che fai tu qui? Si può sapere che cosa stai guardando? Sandra, fuori! Ma io... Mi dispiace per voi, ma in questa casa non ci rimettiamo più piede finché quella ragazza non cambia. Da chi avrà preso, poi domando io. Io avrebbe fatto i sardi mortali per piazzare questo giovanotto. Ma si vede che non era destinato. Avrebbero potuto sposarsi. In fondo è una bella coppia. Oh, tutta propaganda. Anche essa era tutto zucchero e cannella prima di abboccare dentro la canonica. Cominciò appena scappassimo fuori a sbattermi sul muso i primi epiteti. Questi ignorantissimi non capiscono che tutto il guadagno in questo affare sta nell'averlo sconcluso, vaporato definitivamente. Lusi, idealisti platonici, cos'è che siete voi? Se andiamo prima che sia troppo tardi che arrivi questo insulso di giovanotto. Va? Ma non esageriamo. Bravo ragazzo. Lei! Andiamo, Sì. Faustino! Ciao. Che arrabbiate così. Sani?
tu guarda di non dire niente, eh? Cose che passano. Ah, riecco il terremoto, eccomi! Andiamo su dentro, via! Se ne sono nati finalmente. A me mi stanno tanto antipatici. Beh, la volevamo piantare? E chi sa di niente? Ah, che bel lavoro! Ma che ti è venuto in mente di rispondere così allo zio? Papà, io esco. Come esci un'altra volta? Dove vai? Ma che sei diventata matta? Posso uscire? No, signore, tu non ti muovi da qui! Sandra! Sandra, vieni qua, se no Lasciala fare! Lo sai che se quella non vede Giulio muore? Va bene, ma una ragazza di buona famiglia la sera non esce solo... Non ti ricordi quella sera di Pasqua, tanti anni fa, che avevamo litigato? Tu sei scappata via da casa e io... E beh, che vuol dire con questo? Che Sandra ha ripreso da me? Di tutte e due. Ma forse un po' più da... Hai ragione, papà. Oh, ma io ti do uno schiaffo, sai? Ma che così si risponde? Vieni un po' qua. Ah, io non ho detto niente, Noi abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Mica è colpa nostra, professore, non dormite. Quello Casari ha incominciato a farsi passare i gol. Coppa facciano un ritratto vostro. Sembrava una profezia. A Napoli-Roma faremo fare un ritratto in duro alluminio a prova di bomba. Bastano 2 paroline a San Gennaro. Ci vogliono. Poi vedremo chi è che finirà in testa al campionato. Se è il Napoli o la Roma. Ci vendicheremo! Salutiamoci qui, Giulio. Ma lei non parte subito. Preferisco così. Ines, mi permette di chiamarla Ines per una volta? Ma certo. Volevo darle il mio indirizzo, ma penso che è meglio di no. Io non potrò mai dirle quanto le sia grata. Lei mi ha costretto a ricredermi. Non tutti gli uomini sono meschini, egoisti, sleali. Le auguro di non essere mai solo. Sì, mai. Mai, Giulio. Quando si è soli è troppo facile farsi ingannare. È troppo facile sbagliare. Ines. Sì? Niente. Addio, Ines. Addio, Giulio. Ora che posso Deus, che non vi sono, sai lamento, ammirabili, passioni, sono ormai requisiti, e va finito. Allora me ne vado. Ah, me ne vado. Va. Da via, non ci si può parlare stasera. Buonasera, padre. Buonasera. Ci siete stato poi alla partita? Io non v'ho visto. Vi serve niente? No! Beh, certo che 5 sono tanti. Beh, vuol dire che quest'anno faremo 2, va bene? Te ne vai? Subito, scusate. E che sportivo siete? Capita! Oh, madonna mia, perdonatemi. Chi lo vogliono mi fa dannare. Perdonatemi, madonna mia. Solito treno, solito orario, come le altre volte, quando venivi da me.
Sei sempre stata una donna schiava delle abitudini. Eri qui a spiarmi. Volevi assicurarti che partivo. Ci tenevi tanto a parlarmi? Ebbene, eccomi qua. Perché mi illudevo ancora. Perché non riuscivo a convincermi che sei solo un mascalzone. Meno male, vedo che hai cambiato idea. Che hai rinunciato al ricatto, meglio così. Che cosa hai detto? Ma insomma, lettere, telegrammi, minacce, non era tutto puerile. Ridicolo. Chi ti ha assolto dalle tue responsabilità? Oh, cara la mia piccola Bovary. Vieni a Roma e credi che sia diverso da Salerno. Invece Roma è più piccola di Salerno. Simpatico quel giovanotto con il quale eri oggi in tenero colloquio. Non ti capisco. Capisco solo quanto sei volgare. Ah, Ines, finiamola. Sedotta e abbandonata. Non è il tuo tipo, né io sono un ingenuo. Quanto alla faccenda del bambino, di questo figlio che tu aspetteresti, ammesso che sia vero, chi mi dice che sia mio? Ines, no Ines, cosa fai? Cosa fai? Sei pazza! Lasciami. No, io non ti lascio se tu... Non c'è niente qui. Sì, è vero. Volevo ammazzarti. Volevo almeno vendicarmi. Ma qualcuno mi ha aiutata a capire. Qualcuno mi ha salvata. E ora vattene. E non cercarmi mai più. Non ti permetterò mai di vedere tuo figlio. Meglio chiedere l'elemosina. Meglio ucciderlo con le mie mani che dargli un padre come te. Signori, in vettura? In vettura? Signora! Oggi Fiorenzo si è sistemato, Sì, stasera la serata mia, va. Laggiù è meraviglia. E beh, che vuoi? E non ci attacchi più. Pensi sempre a quella, eh? Se lo sapesse Sandra. La volete piantare? Io. Pure Giulio. te, sì. Giulio, parte l'attacco della Roma. Tiè, peccate questa. Ma stasera sfoga proprio a peperino. Dai, in me. Ma che vuoi sta fede? A casa da vetro. So quello che mi pare. Ma che c'è noi. sta coccia? E c'è il ricordino dolce di quello. E piantatela. Oh, ma rompo il muso. Perché stamattina? Becaccio fuori, becaccio. Stiamo scherzando. Laggiù, c'è una ragazza che stavo. Beh, Ah, sei tu. t'aspettavi quell'altra, eh? Brutto mascalzone. Hai pure il coraggio di dirlo, brutto e impunito, ma stavolta fammi i conti. Quanto è vero che mi chiamo Ma no, Sandra, io? Sandra, guarda che Sta scusa, zitto, ma- brutto ruffiano. Sandra! Tutti e tre, gli date mano e a questo svergognato con quella... Ma stavolta non finisce così, eh. Stavolta lo sistemo io, Basta, lo sistemo. Sandra, andiamo Su fuori. le mani. Oh, ma te vuoi calmare? Calmarmi, non ho ancora cominciato. E dico, se vi volete ammazzare, uscite fuori dal locale mio, avete capito? Coraggio. Cammina. Cammina tu. E camminate tutte e due. Però Sandra c'ha proprio ragione, eh? Ah, è sera libera, sa. Ah, giù, se ti serve aiuto, chiama, Adesso parlerai, eh? Chi è quella schifosa? Se cominci a offendere, Ah, è una santa, una madonna. è una signora. E io che sono, serva? Chi è? Perché stavi con lei? Da quanto tempo la conosci? Che ci hai fatto? Niente. Ah, niente! Ti dico di no. Dici no come fosse 100 volte sì? E allora sì. Ah, lo vedi? Ma che vedo? So appena che si chiama Ines e non so chi è. Non c'entra niente con l'amore. È una bellissima donna, ma non c'entra lontanamente con l'amore. E allora perché ci stavi insieme? Si è sentita male. E tu l'hai consolata? Ma vieni qua, Sandra. Senti, non mi mette le mani addosso, te faccio una faccia come la gatta Mi gatto. fai parlare, sì o no? Ma che parli a fa? Io a dannarmi, prima a aspettarti, poi a cercarti come una pazza. Con mio zio, che ti dava il posto, ci potevamo sposare. E tu, alla partita con l'amante. Con l'amante, ma sei proprio scema. Tu sei proprio scemo se pensi di starmi ancora appresso. Ma con tuo zio rimediamo. Io ti voglio sposare. Sposarmi?
Piuttosto mi ammazzo! Non ti voglio più vedere, mai più! Vieni qua, Sandra! Lasciami! Non ti faccio vedere io! Ma non mi lasci ancora a me sta! Non ti faccio vedere che non ne sono capace di fare! Sandra! Amata! Sandra! Sandra! Insomma, me lo vuoi dire che ti è successo oggi? Oggi? Oggi ho impedito una tragedia. Piantala! Piantala, guarda. No, Giulio, no! Ma di che hai paura? Non lo vedi, sia la sicura. Dove l'hai presa? L'ho levata a lei. A lei? Voleva ammazzarsi? No, voleva ammazzare lui. Lui? Sì, un tipo con una macchina. Buttala via subito. Perché? Dopo sposati ci può servire se vengono i ladri. Buttala subito. Ma dove? Se mi vedono, la buttiamo dopo, eh? Se la tocco, spara. Ti ho detto di no, guarda. Ma che fai? Ma Sandra, sei proprio una ragazzina. Ma perché l'hai buttata? Quella non fa un sacco di soldi. Speriamo che il treno se la porti lontano. E adesso racconta, su, racconta. Sì, racconta. È una parola. Ma che c'hai adesso? E non c'ho nemmeno una sigaretta. Se non fumi non puoi raccontare? Beh, che aspetti? Vatela a comprare. E i soldi chi me li dà? Le 1000 lire nostre le hai spese tutte con lei, eh? Con quella donna. No, c'ho ancora 20 lire. 20 lire sole. Beh, allora vatti a comprare 2 sigarette. Ti avevo promesso un gelato? Sarà piccolo, ma te lo compro. No, comprati le sigarette. No, ti compro il gelato. Ti ho detto di comprarti le sigarette. E va bene. Non te la prendere. Con mio zio ci andremo tutti e due insieme a parlare. Ci arrangeremo. E poi sai che ti dico? È stata una bella domenica lo stesso. Una domenica come un'altra, in cui abbiamo cercato di dimenticare i cattivi pensieri, e lutti, e ingiustizie, e guerra, e povertà, che 6 giorni della settimana stanno di sentinella sul marciapiede. Voi e noi, dall'alba alla notte di una domenica della vita.